Oggi voglio commentare la partita forse più importante che stiamo giocando da troppi anni, sia il Cagliari sia i suoi tifosi, ovvero la questione stadio, perché mancano pochi giorni al 30 novembre dove scadrà la possibilità di avere il contributo regionale di 50 milioni per quella che dovrebbe essere la realizzazione del nuovo Gigi Riva, un impianto secondo quello che dicono i progetti che dovrebbe essere funzionale 7 giorni su 7, un impianto che andrebbe a riqualificare non solo l'area sottostante allo stadio, non solo Cagliari, ma a parer mio tutta la Sardegna. Viviamo da troppo tempo questi problemi, già dal lontano 2004, quando a seguito dei problemi del Santeria eravamo dovuti andare a giocare a Tempio, fino ad arrivare forse a quello che è il punto più basso della nostra storia, ovvero l'esilio al Nereo Rocco di Trieste. Ma ciononostante, il tifoso rossoblu, il tifoso del Cagliari, non ha mai mollato. È sempre stato lì a sostenere i colori rossoblu, a sostenere il Cagliari. Poi lo stadio provvisorio a Quartu, il ritorno al Santeria e poi la costruzione in tempi record di quello che era la Sardegna Arena, l'attuale Unipol Domus. Uno stadio provvisorio. Cagliari ha bisogno di un nuovo stadio. Non solo Cagliari, tutta la Sardegna calcistica e sportiva e non solo, la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, la possibilità di andare a esportare il brand Cagliari, il brand Sardegna, non solo in Italia ma anche in Europa. Sappiamo quanto sia importante avere uno stadio che sia funzionale appunto 7 giorni su 7. Allora io mi chiedo, forse è arrivato il momento di segnare quello che è il gol più importante per noi appassionati di sport, perché il Cagliari è troppo importante, Cagliari più forse di una passione, il Cagliari calcio. Allora noi chiediamo forse la possibilità di farci sognare ad occhi aperti, di avere la possibilità di ambire a qualcosa di più grande. Lo chiedono tutti i tifosi rossoblu, lo chiedono tutti i tifosi sardi, di segnare questo gol che aprirebbe nuove possibilità, non solo, ripeto, in ambito calcistico, ma in ambito anche sportivo e secondo me anche a livello turistico. Segniamo questo gol importante. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti della questione, commentiamo insieme il tutto, lasciate un like al video, commentiamo, insomma ragazzi, se siete del mio parere che Cagliari e la Sardegna hanno bisogno del nuovo Gigi Riva, del nuovo stadio, allora seguitemi, ricordatevi sempre, Forza Cagliari!